Buonasera a tutti, visti voi, per nuova di oggi, di 20, scusate, un pacco del suo mese di maggio 2026. Bene, cominciamo con il puro di Canova, abbiamo una cartella salia, come si presenta, e poi andiamo a andare innanzi, con la nostra schermata normale, di cui, e siamo dai nocche e andiamo. Oppala, scusate, ecco qua. Andiamo a vedere quanto si presenta Sadie e la state vedendo che lo limpio, però per non usare nulla che sono scambiando dai palagnette, adesso sono cominciando a arrivare a sopra di Saida, ma pare che idea di cuzzare non ne giocano. E comunque la a vedere su la valle, qualcuno te la rigore. E te non nada chi resta mese popolato, ecco qua. Tutto da dire mese popolato. Però Abano non è mutata, quindi 27 gradi di temperatura massima e 20 gradi di San minimo, mi pare di aumentare, e lì su prima di avere già brigura. Bene, andiamo a vedere scrasa, i tenno sprominti, pro crasa, ecco qua, le prendo tutto di e pesti chi adesso al 2 alla sastrese, non presenta carchino vede a crasa 28 gradi, temperatura massima e 8 minima. Bene, sul Camera innanzi no, che bel Giancarlo che fa qualche capo intervistato, interpellato che arrivano in moto, stanno tutti mandare, poi tutti in moto, in effetti la sua è un'idea valida, poi te chiama a moto noi si in moto, chi consuma pacco, occupa pacco parcheggio, insomma va tanto vantaggio, si più taghera, è possibile riporre uno bauletto fino da pronichelare, qualche rispesa e così via, insomma, sì, il compito è stabilire in modo di a proposta fuori di molto da me, è molto, ma non vi ponete. Chiusura temporanea ufficio, siamo già ai danni adesso ufficio postale, adesso 28 a sud che no, 28 di maggio a sud che 9 di Lampatasa, poi so, faina già, postale insomma, riannata, all'Uvola. Poi il torneo me l'hanno confermato, questo su due di Lampatasa, categorie, pulcini, primi calci, esordienti, piccoli amici, tutti siamo stessi die, torneo di calcio giovanile polisportiva Vitesse, sesta edizione, Memorial Gianpietro Burrai. Allora, poi il 29 abbiamo appuntamento, 29 e 30, che si screening, su campi sportivo Pedro Burrai, screening della mammella, screening della cervice uterina, screening del colon retto, tour della salute e quindi una bella iniziativa di Abelu. Poi abbiamo appuntamento il 29 di maggio con la presentazione sul libro di Roberto De Rio in Ertila, intervengono Antonio Moroni, Luciano Pilas e poi conclude l'autore. Naturalmente sta aperta a tutto chi è che deve assistere alla sua presentazione sul libro, in Ertila insomma veste sull'occo tutto. Bene, andiamo da innanzi, scolamo sulla pagina del suo giornale, strade di sangue in Sardegna. Purtroppo tanto è morto, viene tutto questo medio minore, Lorenzo che l'ha investito su Babbo, questo trattore, il tesoro, è morto solo lui, è morto Babbo, mamma e tutto canto. Due motociclisti sono morti ieri sulle strade della Sardegna. Ad Rosea ha perso la vita Francesco 40, 34 anni, finito contro il guardarai, un'altra vittima da Nani, un turista tedesco di 65 anni. Resta grave l'imprenditore 37enne di Sedino, Nurri, sotto shock per la morte del piccolo Lorenzo colpito dal trattore del padre. Oggi i funerali, mischineggio. L'isola si sta svuotando, un calo di 100.000 residenti. L'isola si svuota e lo fa a una velocità superiore ad altre regioni. In 10 anni oltre 100.000 residenti in meno. È il quadro impietoso che emerge dal rapporto Mete 2026 presentato ieri a Cagliari dall'Osservatorio Flussi Migratori legato all'ACLI. TV private, videoline al primo posto.
dati Auditel 2026. Ruggito di Gaetano, il Cagliari riparte da lui, l'intendente Gaetano, penso che sia allenatore, no? Gaetano. Il campionato è appena finito, ma il Cagliari pensa di già al prossimo allenatore, sarà quasi certamente Fabio Pisacane. Nei prossimi giorni l'incontro con la società, tra i punti fermi per il futuro Esposito e Gaetano, quest'ultimo nella foto ha avuto una crescita incredibile nel ruolo di regista. Oltre a Palestra hanno già lasciato l'isola invece Chiliscoi e Folorunso, che non verranno riscattati dalle rispettive squadre. Fiato sospeso per Dossena, Belotti, e chiaramente Caprile, oggetto dei desideri dei grandi club. Intanto il Milan, dopo la qualificazione alla Champions League fallita per una sconfitta con il Cagliari, ha esonerato Max Allegri, che è stato pure allenatore del su Castello. Andiamo dinanzi a Ferro posto, insomma. Nell'isola banchi sempre più vuoti, persi altri 5.600 alunni in un anno. Scuola pesa il forte calo demografico. Dal 2018 scomparsi 35.000 studenti. Spopolamento, persi in 10 anni, nell'isola oltre 103.000 residenti. Corte Costituzionale annulla 6 decreti ministeriali, rinnovabili, la consulta dà ragione alla regione. Bimbo ucciso dal trattore, il padre indagato, Nurri, accusato di omicidio stradale, ha travolto il figlio facendo una retromarcia. Mischieneto, guarda. Capocomino esce fuori strada con la moto, muore un 33enne di Orosei. Cagliari e la Sardegna ideali per i grandi eventi. L'organizzatore dell'America Cup. Torneremo. Tenta di salire sul traghetto con 40 kg di sabbia e ciottoli. La turista francese è stata fermata a Porto Torres. Andiamo davanti, entriamo in questa pagina di Nugoro, questa nuova Sardegna. Allora, città capitale delle lingue minoritarie, Grazia Deledda parla in sardo e malti. La nuova la nuova collana della casa editrice Papyrus, Cara Cara, esordisce al Salone di Torino. Dall'occitano al ladino, al provenzale e friulano, ecco le versioni sinottiche utili allo studio. Questo è Diego Corraine. Allora, Grazia Deledda è chiaro, gioca in casa, facile per lei parlare in sardo, tradotta in lingua, in lungo e in largo, in tutto il mondo. Ora riparte proprio dalla sua città natale con una nuovissima versione in limba e una in maltese, la lingua ufficiale della Repubblica di Malta. In seguito ci saranno anche altre traduzioni in occitano, ladino, friulano, anticipo Diego Corraine, presidente della società cooperativa Papyrus, la casa editrice di Via Lombardia, che sta facendo di Nuoro la capitale internazionale delle lingue minoritarie. Deledda è tradotta in decine di lingue di vasta diffusione, come inglese, francese, tedesco, russo, arabo, spiega Corraini. Noi vogliamo estendere la possibilità di leggere Grazia Deledda anche nelle lingue di popoli e nazioni con un piccolo o piccolissimo numero di parlanti, lingue che aspirano a conservarsi, rafforzarsi, modernizzarsi nell'uso corrente in ogni ambito, anche letterario, fino alla piena ufficialità come lo stesso sardo. Paco bene nostro.
Manca spazio, propone Radici, 2 opere ritrovate di palazzi. Vabbè. La religione nei santuari nuragici, giovedì un convegno alla Sata, questa è importante, Maria Ausilia Fadda, che è archeologa e direttrice della sovrintendenza. Si parlerà di metallurgia e culti religiosi nei santuari nuragici del Nuorese nell'incontro che si terrà giovedì 28 alle ore 17:30 nell'auditorium della Biblioteca Sata. La serata è organizzata nell'ambito del percorso La Sardegna verso l'UNESCO, dialoghi nuragici. Interverranno Maurizio Melis e Maria Ausilia Fadda, archeologa e vecchia direttrice archeologa della Soprintendenza dei Beni Archeologici di Sassari e Nuoro. Una bella iniziativa veramente, mi piace proprio del biennale. Andiamo a giocare da innanzi chissà Nuova Sardegna, Tribunale dell'Interne di Nugaro, la svolta tecnologica, arriva l'assistente virtuale Asia. È il primo palazzo di giustizia in Italia ad avere una chatbot. Eh, allora, il logo sul viola chiaro spunta in basso sulla destra della pagina internet. Mi presento, si legge nella chat che si apre cliccando arriva sul botto praticamente che andare sul botto questo è poi il botto di internet. Con Asia, la sua assistente virtuale del Tribunale di Nuoro. Sono qui per fornirti informazioni ed aiutarti a orientarti in modo semplice e veloce in questo labirinto. Dopo più di 2 secoli di storia, il 4 maggio dell'anno prossimo compirà 220 anni di onorata carriera fatta di vicende giudiziarie, storie di vita e volti, e come primo tribunale d'Italia conquista in questi giorni un piccolo primato tecnologico. Sarà il primo palazzo di giustizia di tutto lo stivale ad avere un assistente virtuale accessibile via internet a tutti gli utenti grazie ai potenti mezzi dell'intelligenza artificiale. Poi uno vi perde sa pazienza e scomette dal consente nessuno vi che fai dare chi automatico che non si incheo capedese e Gaia nascere posto tribunale di nuovo, roba inutile. Commissione patenti, tutte le date estive. Il Dipartimento di Medicina Legale dell'azienda sanitaria nuorese ha fissato per i mesi di giugno e luglio le giornate nelle quali si riunirà la commissione medica locale che si occupa delle patenti di guida per i mesi di giugno e luglio. Dunque la commissione si riunirà solo mercoledì 3 giugno e poi tutti i lunedì di giugno e luglio. Ci sarà dunque dalle ore 8 alle ore 15 del 22 e del 29 giugno, eccetera, eccetera, per tutto l'orario che è interessato si lo leggete sul giornale, le bisogna number 2 sul giornale. Sorgono promuove lo sport per le gestanti. Partirà dal cuore di Sorgono nei prossimi giorni la passeggiata della maternità, organizzata dalla consultore familiare del paese con le ostetriche SNAI. Vabbè. Ugolio, la pineta diventa un dilemma, ma questo non ci interessa, invece non interessa patente di guida e il calendario della commissione medica, però l'abbiamo già visto, i Suni, Nuova Sardegna, questo è il Sunione. Andiamo da innanzi, campane non suonano più, ecco qua qualcuno ha fatto ricorso, ciò che tocca a zappare in giusta maniera, insomma. Tortolì fedeli contro la petizione firmata da 70 persone. Sono un simbolo, la campana è successo pure in Alzai, un cittadino denuncia troppo rumore. I test gli danno ragione, infatti tocca a nascondere a uno volume. Full basso. L'isola è in opera Unione Sarda, l'isola che si svuota. I sardi saranno sempre meno e sempre più anziani. I numeri impietosi del rapporto mette. Spariti 103.000 residenti in 10 anni. Purtroppo è legale.
purtroppo è legale. Over 65, a Cagliari la vita è bella, capoluogo, sesto nella classifica del Sole 24 Ore. Proprio mentre a Cagliari veniva presentato il rapporto meteo sul Sole 24 Ore, ieri in edicola si poteva consultare la classifica dei capoluoghi di provincia italiani dove gli anziani godono di una migliore qualità della vita. Classifica lusinghiera per Cagliari, sesta dietro Trieste, Trento, Milano, Roma e Verona, davanti a Bologna, Firenze, Genova, Bolzano, Sassari, Oristano, Nuoro, Cagliari, eccetera, eccetera. Va bene, Nuoro Est è 77esimo, posto di schifo, ma da risultare che si vive mezzo in Cagliari che noi non va. Oh, andiamo a una bella nuova, gli ascolti premiano Videolina nel 2026 è al primo posto tra le TV private in Italia, una bella cosa insomma, il Caresono la posta già in gioco, Videolina la prima, Tele Lombardia Università Seconda, Tele Norba Puglia terza, Antenna 3 Veneto, poi Napoli canale 21, primo canale Liguria, RTV 38 Este, sempre quinta, questa ma sesta anzi. E quindi Videolina Este, la televisione privata regionale pure ascoltata. Emittente TCS 308, Tele Sardegna 146, Unione TV 86, Sardegna 1 64. Ascolti medi, questi sono adesso stelle, giornale. Salvini, le emittenti locali, spina dorsale del paese, con un ruolo insostituibile, quindi diretto Salvini ha visto sul carro corrente e bel brincata su. Ma come aspettiamo da Conte? Aspettiamo, scommente, televisione privata sono nata in Nante, quindi tocca a te correre sul carro dessa televisione privata, ecco Salvini diretto l'incaricato. Le emittenti locali sono la spina dorsale del paese, ecco, a Conte gli tocca di inventare una Michele, sono l'onore poternale del paese, sono la vitalità del paese. Salvini che l'ha già bricato, la spina dorsale, cavolo, sono proprio perfette la spina dorsale. Matteo Salvini, leader della Lega e ministro dei trasporti, non ha dubbi, parliamo di 5.500 posti di lavoro, più di 2.000 giornalisti, con un ruolo insostituibile. Salvini ha citato anche l'esempio di Videolina, intervenendo in un convegno al Senato sul tema Le voci del territorio, sfide, opportunità e prospettiva delle emittenti radiotelevisive locali. Ecco qua, andate in gioco uno visti voi, date in gioco classificata millesima. Vabbè, se non vediamo in conto, no, non fa che parte di questo tipo di apparato. Allora, primo piano, aree idonee per la regione Vittoria Amara. E te successo, cercavo di comprendere. La consulta accoglie il ricorso contro le autorizzazioni per l'agrivoltaico concesse dal Ministero dell'Ambiente, cioè questa via. La Corte Costituzionale ha accolto sul ricorso fatto dal suo Ministero da parte della regione. Ha annullato l'ok ai pannelli perché ignorò la legge sarda, che però ora non esiste più, cioè notate bene, cioè la consulta si interviene rispetto all'impianto, chi ha tu vita che manco la legge sarda è esistita e su quest'altro però la consulta ha bozzato la legge sarda e quindi è veramente un cortocircuito incredibile. Il Ministero dell'Ambiente non può snobbare e non applicare leggi regionali della Sardegna. Allora, i nasci da legge non sono cassate, sono vigenti e hanno una rispettata.
però poi vi pensa sa consulta matessi a annullare la legge in modo tale che poi non la rispetta pruso e quello che non l'hanno rispettata a comando maleato vi tornano e quindi tornano a presentare la materia identica spolcetta. È più una vittoria formale che di sostanza quella conseguita dalla Regione contro lo Stato con la sentenza emessa ieri dalla consulta chiamata a decidere su un conflitto di attribuzione innescato da Villa Devoto contro il MASE, il Ministero, sul fronte delle aree idonee per le rinnovabili, perché nel frattempo il castello normativo costruito in Sardegna è per gran parte crollato proprio per via di una decisione del giudice delle leggi, cioè della consulta. Lo scontro al centro del contenzioso c'erano 6 via libera concessi nella prima metà del 2025 per altrettanti campi agri-fotovoltaici tra Orestanese e Sassarese, centinaia di ettari di pannelli che gli uffici ministeriali avevano autorizzato, dichiarando illegittima la legge regionale sulle aree idonee allora in vigore. Il ragionamento degli uffici ministeriali era: siccome il Consiglio di Stato ha sospeso l'efficacia del decreto Pichetto Frattini, sul quale è stata costruita la norma sarda delle aree idonee, di conseguenza è da considerare decaduto anche l'impianto legislativo regionale. Tutto sbagliato, ha stabilito adesso la consulta, ribadendo un principio: l'autorità amministrativa statale deve applicare la norma regionale vigente, poiché solo la Corte Costituzionale può dichiarare illegittimità, cioè lo sa nessun grato sul suo ministero, non è lì. Lascia va che la Ciago, che questa non è cosa tua, è cosa nostra, gli permettisi, non ti può esponnere in mezzo a dichiarare già decaduta una legge che noi non abbiamo dichiarato decaduta, cioè tutto un giocheggio in mezzo di questi giochi chiaramente a prangere che siamo noi che decidono i sosparti nell'EAN e a noi nulla. Hai ragione sul filosofo che leggo che hanno nos trasmettiat una filosofia spietata tramite la canzone sua. Mai l'hanno da tornare grazie di questo contributo che ha dato per legge appunto sul modo di pensare e di rendere conto del suo pensare. Domande al via a settembre. Addite la sfida delle imprese agricole sarde, l'assessore aiutiamo le aziende a fare un salto di qualità sul rinnovamento, per l'innovazione e la competitività la regione stanzia 40 milioni di euro. Vabbè, una bella cosa, sicuramente ne siamo contenti e speriamo da chi sa l'industria, la impresa insomma ne approfittano e escano a spendere in buono costruinali. Andiamo a sport, Cagliari, tutto nasce e continua con Pisacane, l'allenatore, presto il confronto tra il tecnico e la società, non è escluso un contratto più lungo, l'obiettivo centrato con la linea verde più 7 su Nicola Ranieri, cioè non è spacco, il rinnovo automatico per un anno con la salvezza e quindi il discorso alla squadra. Allora vediamo Pisacane e Tannato a si squadra. Oggi non è stata una partita vinta, ma una dichiarazione. La dichiarazione l'avete fatta tutta l'Italia, vincendo qua, dove non vincono solo i più forti. Vince chi ha l'anima, coraggio e fame. E non, fame sportiva naturalmente. Non c'è soddisfazione più bella di vedere la nostra ascesa, perché questa sera avete dimostrato tanto, anzi troppo, perché intanto avete trovato le motivazioni per rimanere ancora in campana. Non è facile. Dopo un minuto abbiamo preso gol. Dopo un minuto guardatevi, guardate quanti ragazzi abbiamo. Tra qualche mese vi renderete conto di quello che avete fatto oggi.
43 volte grazie, mi avete fatto diventare allenatore, forse. Vi ringrazierò per tutta la vita, vi voglio bene e vi auguro una vacanza splendida con le vostre famiglie. Ciao Fabio Pisacane. Una maniera semplicissima di comunicare ma efficiente, può trasmettere coro e animo. Spopolamento, culla il Buitas, senza fine, 103.000 residenti in meno negli ultimi 10 anni. Siamo tranghenne Issa Nuova Sardegna, culla se banco il Buitas e Pacor dai Nedero a Pala, tre spizzinelli mancupedi e in tranne a scuola. Il governo taglia i collaboratori scolastici, sindacati, il prossimo anno il personale ATA sardo sarà ridotto di 133.000, cioè di 133 unità, non 1000, questa solo in Sardegna, qui minima sul bidello. Andiamo da innanzi, scuola, crollano gli iscritti, 5.600 in meno di un anno fa, che naturalmente sempre in Sardegna. A soffrire di più di tutti è la primaria, va male anche per le medie e superiori, pesa il forte calo demografico, dal 2018 l'isola ha perso 35.000 studenti, male secondo me. Rinnovabili al governo, deve ascoltare la regione Costituente e sa Nuova Sardegna, ma abbiamo già visto in martesi articoli di Unione Sarda, abbiamo spiegato il che va successo e devo tenere la cappessa della regione. Todde, bene, andiamo avanti. La Presidente, le norme regionali non si aggirano, lo Stato deve applicarle. L'assessore Spanedda è stato ripristinato il corretto ordine di competente. Bene, questa non è una sentenza del Paco. La sentenza della Corte non ha un valore indiscutibilmente giuridico, ribadendo principi e ricordando i doveri dell'amministrazione centrale nei rapporti con le regioni, ma si inserisce in un momento politico importante. Nei giorni scorsi la Presidente Todde era stata invitata in Consiglio dei Ministri per partecipare alla riunione dell'esecutivo che avrebbe dovuto pronunciarsi definitivamente se autorizzare o meno una trentina di progetti di altrettanti impianti su cui due ministeri, Mase favorevole e MIC Cultura contrario, ministero comunque ha votato che non avevano espresso valutazioni contrastanti. La riunione si era conclusa con un nulla di fatto. Il governo aveva concesso tempo alla regione per dialogare con gli enti locali. Ciò è quanto in queste settimane è stato fatto dalla Giunta per arrivare ad una decisione che sarà condivisa e si presume per nulla manichea. Vabbè, manichea. In questo senso si possono interpretare i pareri positivi e soddisfatti sia della Presidente Todde che degli assessori che seguono più di altri il tema, e cioè Spanedda urbanistica e Cani industria. Andiamo da innanzi, restiamo sempre in Sardegna, bandi europei in agricoltura, annunciati progetti per 700 milioni, che hanno il ragazzo prodigio Agus, chi è l'assessore Agus. La regione vuole accelerare nell'erogazione dei fondi, quindi va bene, sono fondi europei, però sono a programmazione regionale. La regione accelera sull'attuazione delle misure finanziarie con i fondi europei, cercando di recuperare i ritardi accumulati negli anni passati, e lo fa presentando una serie di bandi, alcuni chiusi, altri avviati, altri prossimi, che hanno tutti l'obiettivo di sostenere le imprese agricole ed agroalimentari.
sostenere il corso sosteniti, l'economia generale sostiene da tutto. Allora andiamo a queste elezioni italiane che bisogna stare e sono comune. E non batta spanto e delusione, insomma, e così via, politica italiana. Rivincita del centrodestra, il campo largo non sponda, cioè effetto referendum, eccetera, eccetera, trainante e così via, e chiudo la ma pare che qualche cosa non è stata come deve andare. La maggioranza tiene Venezia e trionfa Reggio Calabria, delusione in Laguna per l'opposizione che vince a Prato e Pistoia. E insomma, non tutto è stannato. Il centrodestra tiene quasi ovunque, vince a Venezia e trionfa a Reggio Calabria. E se il centro-sinistra non va male, non raggiunge però le percentuali sperate nella sfida delle amministrative 2026, che rappresenta l'ultima tornata elettorale prima delle politiche. Netto il calo dell'affluenza che con il 60% scende di 5 punti rispetto alle precedenti elezioni. Oh, ya. Salerno intanto De Luca il malo a gettare a terra, Salerno è il ritorno dell'eterno De Luca, rieletto sindaco per la quinta volta, una netta vittoria al primo turno al 57,2% contro il 14,9% dei principali sfidanti. Lo sceriffo è tornato a Palazzo di Città a 33 anni dalla sua prima elezione. Vincenzo De Luca è la quinta volta sindaco di Salerno, la città alla quale lui ha indissolubilmente legato la sua carriera politica, con una netta vittoria al primo turno, con il 57,2%. E quindi in quel pure, vabbè, i fuori del campo largo e del centrodestra, o partita conto suo. Andiamo in Italia a fare le sanità, Ebola pronti ad ogni emergenza. Ebola è un altro problema che è nascito in Uganda, resti sparghenne il Ministero, il nostro sistema è pienamente operativo. In Africa 10 paesi a rischio. Milano, test negativi per i 2 cooperanti italiani rientrati dall'Uganda con la febbre. Inizialmente chi vi è successo qualche cosa del suo genere. Intanto dal Maccolo che sono mazzucato in Torino dopo gli scontri tra Torino e Juventus, derby della Mole, arrestati 8 ultras della Juventus, un settore veramente questo adesso sportivo incredibile, sportivo, rete sportivo sono. Namo de so stifoso, che sportivo sono pacchi sportivo, casino, lo sportivo, iscrivi che hanno in squadra, giocata, potete vincere o perdere, potete. E se eri sportivo, resti fuori si squadra tua, ringata, ria che perdete, noi sto danno, gorpa su una satira, manca a destra, ha perdito che ha bacolato un puzzone niente, un ugato niente, bacolato e quindi ha perdito il propulso. Minchiata, e quindi andiamo da innanzi e lasciamo la barra dello sportivo del questo tipo. Allora a Genova eseguite le autopsie su 2 delle 5 vittime della strage dei Subugustoschini a 60 metri sotto Chini del mare. Sono entrato da intro di una caverna, di una grotta, sono entrato e non hanno fatto fosse sitta, cioè non hanno marcato sul cammino e quindi sono morto da penoria che il cane del sitta a canto pare, che è una cosa che può essere sul giornale chiaramente, non è morto così, la schiena è finita la bombola del suo ossigeno. Quelle immersioni alle Maldive erano legate ad attività accademiche, mentre dai primi 2 anni autoptici appena effettuati a Galarate si cerca di fare luce sulle dai primi esami autoptici
fare luce sulle cause della strage dei sub delle Maldive. Uno dei legali di famiglia di Monica Montefalcone, una delle 5 vittime, punta il dito contro l'Ateneo di Genova, per il quale l'esperta lavorava. Queste missioni hanno ricorrenza annuale, se non semestrale, e l'università è assolutamente consapevole di quello che viene fatto, spiega Alessandro Albert. Per l'altro avvocato Giuseppe Pugliese ci sono dati oggettivi. La professoressa era lì perché doveva svolgere un'attività nell'ambito dell'Ateneo. Stiamo parlando di una persona di altissima competenza, di grandissima esperienza professionale. Beh, non metta, insomma, visto che è incazzacata in due luoghi non si che deve attaccare. Non era lì come un comune turista per trascorrere un periodo di piacevole vacanza facendo immersioni a scopo ricreativo. Si tratta di elementi che le indagini ci consentiranno di approfondire. Opinione di quest'ultima condivisa anche da Antonello Riccio, avvocato e familiare di Federico Gualtieri, uno dei sequestratori morti, neolaureato in biologia marina. E resta il giallo per la rimozione della pagina del profilo Montefalcone dal sito accademico poco dopo la tragedia, così come è accaduto anche in queste ore per quella della ricercatrice Mariel Odenino, un'altra delle vittime assegnista alla stessa università. La decisione sarebbe, secondo una nota ufficiale di Unige, di tipo meramente amministrativo, ma Carlo Sommacal, che nella tragedia ha perso la moglie, Monica Monfalcone e la figlia Giorgia, è sgomento per quello che ritiene un gesto incomprensibile. Vabbè, come cercamos lo gruppo anche a destra, cercamos. Non credo che qualcuno lo sa mannata a 60 metri sotto de Saba. Venezia fa sorridere il centrodestra. Trionfa Venturini, il Campolargo si riprende Pistoia, ma perde anche Reggio Calabria. L'hanno già dato di tutti. Governo rinfrancato alle urne a Bocca come Giorgia, insomma, già che salgono le api. Vigevano il candidato di Vannacci oltre il 14%, porte iscrive, centro-sinistra, doccia fredda, non c'è l'effetto referendum. PD e 5 Stelle, risultati in chiaroscuro. La doccia fredda, il voto nei comuni ha smorzato l'euforia delle forze progressiste, innescata dalla vittoria del no al referendum sulla giustizia. Due i dati che hanno pesato di più: la sconfitta a Venezia e l'affluenza in caro per la segretaria del PD Elly Schlein. Comunque, nel suo insieme, pur con tutte le specifiche del caso, trattandosi di un voto locale, il risultato conferma che siamo uniti come campo progressista, siamo competitivi e lo saremo anche alle prossime elezioni politiche. Contento, tutto contento. E quindi te batti la verità. Nella politica internazionale tra Stati Uniti e Iran resta lo stallo. Nuovo uranio arricchito, il Pasdaran, pronti a disfarsene a patto che sia trasferito in Cina. Washington parla di progressi, ma per Teheran l'intesa non è imminente. Avvertimento di Mosca, quindi sta che sa bagula a Putin come stranieri diplomatici lasciano subito Kiev, sta peddan, iscritti che battono un complotto, un colpo di Stato contro Israele che sta appunto a si sparare, la pioggia di fuoco su Kiev nel fine settimana in cui i russi hanno impiegato anche il missile balistico Oreshnik insieme a diversi vettori ipersonici. È stato solo il primo di una serie di attacchi al cuore del potere ucraino. Altri sono previsti nei prossimi giorni, ragione per cui il Ministero degli Esteri di Mosca ha invitato gli stranieri residenti nella capitale ucraina a lasciare la città al più presto possibile
mentre agli abitanti è stato chiesto di non avvicinarsi agli obiettivi dell'infrastruttura militare e amministrativa. Le autorità russe annunciano quindi che continueranno le rappresaglie dopo l'attacco di Kiev avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì, e su quale la verità chissà che non l'hanno già scoperto. Va bene. Flottilla, attacco in Libia contro la spedizione di terra. Ci sarebbero feriti, sequestro, poi sarebbero feriti in questo attacco, poi sequestro Bencivir al centro dell'inchiesta romana Bencivir, che è stata inquisita e posta a processo in Italia o su chi ha fatto a soldi questa flottilla, neacchiatora. Trump, terzo check-up nel giro di un anno, dubbi, check-up sulla sua salute. Beh, malai, de conca. Donald Trump torna al Walter Reed Medical Center, uno degli ospedali militari più importanti degli Stati Uniti, per il suo terzo check-up da quando è presidente, contando almeno gli appuntamenti resi noti dalla stampa. Dalla Casa Bianca parlano di controlli di routine e minimizzano sul fatto che per il presidente vi possano essere problemi di salute. Sta bene, hanno fatto sapere da Pennsylvania Avenue. Ma l'ennesima visita medica torna ad alimentare dubbi e timori sullo stato di salute del presidente quasi ottantenne, il più anziano che abbia mai giurato per entrare alla Casa Bianca. Pur avendo a disposizione un ampio staff di camici bianchi nella Casa Bianca, l'ospedale Walter Medical Reed nella città Bethesda, in Maryland, a nord-est di Washington, offre apparecchiature di diagnosi avanzate. Vabbè. La salute si preca da tutti. Ebola, ecco, dopo la paura rientra l'allarme. Negativi test sui due cooperanti, l'abbiamo già visto la pagina. Iran, si tratta per chiudere l'accordo. Netanyahu è perplesso. Apprensione per gli attivisti fermati in Libia. Dopo gli annunci degli scorsi giorni che facevano pensare ad una svolta imminente, i negoziati tra Stati Uniti ed Iran sembrano essere nuovamente instabili. Mantenere non tenuto tu canto. L'accordo sarà grande e significativo, oppure non ci sarà alcun accordo, ha avvertito Donald Trump. Gli iraniani non avranno mai l'arma nucleare, ha ribadito Teheran. Ha ribadito Trump. Teheran, ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri Esmail Baghaei, riconosce che le parti sono giunte ad una conclusione su gran parte delle questioni in discussione, ma nessuno può affermare che la firma dell'accordo sia imminente. Spagna, nuove accuse all'ex premier, inchiesta plus ultra, Zapatero avrebbe ricevuto denaro da società sotto inchiesta. In Spagna sono emersi nuovi dettagli sul caso che vede indagato l'ex premier José Luis Rodríguez. E basta che in questo abbiamo finito, riteniamo di oggi e non diamo appuntamento. Torna a casa chi sa sigla del tancatura del TV. A mentre il video buona tutto dai Vizi TV, adioso e mentre a casa.